È stato lo spray al peperoncino che teneva nella borsetta a permetterle di divincolarsi dalla morsa del 19enne che sulla pista ciclabile lungo il Meschio a Vittorio Veneto ha tentato di violentarla. Una spruzzata negli occhi che dopo aver allontanato l'uomo di colore lo ha anche costretto a ricorrere alle cure mediche. Proprio il certificato emesso dall'ospedale è ora agli atti. Questo è sicuramente l'indizio più schiacciante, questo improvviso problema agli occhi che lui ha fatto verificare dagli organi sanitari. I fatti risalgono allo scorso aprile e da quella data i carabinieri non hanno smesso di dargli la caccia, convinti che prima o poi sarebbero risaliti a lui. Un lavoro paziente di incrocio dati, testimonianze e indagini sul campo, partendo proprio dalle 2:30 di quella notte, quando la ragazza è stata avvicinata dall'extracomunitario che l'ha prima afferrata per i polsi e poi l'ha spinta contro il muro, facendo le proposte oscene. La ragazza ha avuto una notevole prontezza nonostante la giovane età. Nel momento in cui si è vista aggredita è stata rapidissima nell'estrarre una bomboletta di agente urticante. Il 19enne è stato ora denunciato alla Procura della Repubblica per i frequentatori della pista che costeggia il fiume Meschio. Anche la settimana scorsa, sotto i riflettori della cronaca per un approccio analogo, è stato possibile tirare un sospiro di sollievo.